Pronti? 1, 2, 3. È buono il segnale con tentativo subito di Ciliberti di assumere l'iniziativa, lo fa su Caracas Lubi che prova ad opporsi, insiste però Ciliberti in 150 metri, mette quasi completamente il cavallo davanti all'avversario che però replica e lo costringe all'esterno per tutta la piegata, poi insiste ancora Ciliberti, passa dopo 300 metri di gara e guida quindi nei confronti dello stesso Caracas Lubi. Numero 2 Cometa La Torre Dayton, squalificato. poi ancora Zuvetici CSM Vassallo, la squalifica invece per Cometa La Torre, out invece Zingaro Gad che è rimasto piuttosto attardato. E così le posizioni dopo i primi 600 metri di gara che se ne vanno in 46,8 con Ciliberti leader su Caracas Lubi e Dayton, la quarta posizione per Zuvetici CSM, il favorito rientrante Ciliberti completa il primo giro in 1:2:6 nei confronti di Caracas Lubi e Dayton che è uscito all'esterno e ora va a lato di Ciliberti per attaccare quando siamo all'altezza del chilometro. 1:18:3 per i primi 1000 metri di gara, Ciliberti replica a Dayton, a contatto rimane Caracas Lubi, più indietro Zuvetici CSM, gli altri faticano a seguire l'andatura dei primi. Il parziale ora in 14 secco, Ciliberti e Dayton con Caracas Lubi che rimane a contatto, più indietro Zuvetici CSM, nessuno riesce a farsi luce, prova ad avanzare Zarbon, siamo intanto a poco più di 600 dal palo con in vantaggio sempre Ciliberti e Dayton che rimane comunque al sediolo, a contatto e Caracas Lubi, più indietro Zuvetici CSM che non riesce però a recuperare dei primi tre. E fatica anche Zarbon, intanto 400 alla conclusione, situazione tattica invariata con al comando Ciliberti. Dayton sembra aver esaurito le migliori energie mentre è sempre a contatto Caracas Lubi. Poi tenta di intervenire anche Zobeider, a retta d'arrivo con Ciliberti che entra in vantaggio nei confronti di Caracas Lubi. Caracas Lubi prova a spostare, Ciliberti in vantaggio a 100 dal palo, Ciliberti nel finale controlla e vince facile, mentre per il secondo è ancora un ottimo Caracas Lubi che tiene a bada da Granit Dipa che è terzo, mentre per il quarto sono vicini direi Zobeider e Zuvetici CSM, 1:16:3, 39 a chiudere dopo un 29:4 di penultimo quarto. La vittoria del rientrante Ciliberti in sediolo Alberto Garruto per conto di Battista Congiu che è il nuovo trainer di Ciliberti e che dopo 8 mesi anzi di assenza dalle piste fornisce un ottimo rientro esprimendosi al comando per vincere poi nettamente sul traguardo il portacolori della scuderia Ippofil, figlio di Oro Puro Bare e Lacrima Stift. In sediolo Alberto Garruto, al training Battista Congiu.